Paura a Borgo San Sergio per un incendio, le fiamme partite dalla cantina, un giovane colto dal panico non voleva abbandonare la casa. Trasportava 2 clandestini che poi si sono dileguati, il passer georgiano arrestato dalla polizia di frontiera a San Servolo, rocambolesche le fasi dell'inseguimento. 15.000 bottigliette d'acqua, 10.000 cappellini, 200 volontari saranno impegnati in Piazza Unità per la visita del Papa il 7 luglio. Con Meloni corre un negazionista del virus, è uno degli attacchi sferrati da Stefano Bonaccini, capolista PD a Trieste, anche a sostegno di Sara Vito. Prima uscita pubblica, uniti per gli 11 comitati civici triestini riuniti per contare di più. Vogliamo farci sentire da tutti, hanno ribadito oggi in Largo Barriera. Sono già quota 8.000 complessivamente le iscrizioni alle varie sezioni della Trieste Spring Run in programma domani. Attenzione alle chiusure al traffico da Duino alle Rive. Fino a domani il San Luigi ospita la 31esima edizione del torneo di calcio giovanissimi, torneo Città di San Giusto. In campo, oltre ai padroni di casa, i giovani calciatori di squadre come Inter, Juventus e altre compagini. Buonasera dal telegiornale di Tele4. In apertura alla cronaca, un incendio si è sviluppato poco dopo le 12:30 di oggi a Borgo San Sergio. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno dovuto convincere un ragazzo ad abbandonare il proprio appartamento, non direttamente interessato dalle fiamme. Ignote le cause del rogo sviluppato, si pare, dalle cantine dello stabile. Vediamo. Erano da poco passate le 12 quando in via Lucio Pisa, nel rione di Borgo San Sergio, un incendio si è sviluppato per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti e dei vigili del fuoco nelle cantine dello stabile al numero 20. Immediato l'arrivo sul posto delle partenze dalla caserma di via Dalbiano. Giunti a Borgo San Sergio, divisi in 2 squadre, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e verificato che non vi fosse qualcuno all'interno dello stabile. Una ventina di persone era scesa in strada autonomamente. Nel giro di perlustrazione i vigili del fuoco hanno rinvenuto un ragazzo che era ancora nel suo appartamento e che, secondo quanto affermato dalle persone nel frattempo raggruppatesi attorno al condominio, colto da un attacco di panico, si sarebbe rifiutato di scendere. I pompieri hanno provveduto ad accompagnarlo assieme al suo cane all'esterno dello stabile, facendogli indossare un cappuccio di evacuazione collegato alla seconda utenza dell'autoprotettore di uno dei soccorritori per attraversare il vano scale che era completamente invaso dal fumo. Spente le fiamme, i vigili del fuoco sono passati alla bonifica di quanto bruciato e alla messa in sicurezza dell'intero stabile, con l'evacuazione dei fumi e un controllo strumentale in tutti gli alloggi e le parti comuni dell'edificio per verificare che non vi fossero sacche residue di gas prodotti dalla combustione. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Trieste con la squadra del distaccamento di Muggia, una squadra, l'autobotte, l'autoscala, il capoturno e il funzionario di guardia. Ancora a cronaca, un passeur georgiano nell'ambito dei controlli di confine è fuggito all'ALT della polizia ed è stato arrestato dopo aver abbandonato auto e migranti e dopo aver tentato di rubare la pistola a un agente. Vediamo. Un inseguimento rocambolesco, la fuga a tutta velocità per le strette vie di San Dorligo, l'abbandono di auto e migranti trasportati e infine il tentativo di rubare la pistola a un poliziotto. Il passer 22enne georgiano è stato alla fine arrestato nell'ambito dei controlli di confine dopo la sospensione di Schengen. A intervenire è stata una squadra della polizia di frontiera che al valico di San Servolo ha notato una Peugeot sospetta con targa italiana. Gli agenti hanno intimato l'ALT, ma anziché rallentare l'auto ha accelerato dandosi alla fuga verso San Dorligo, dove è stata intercettata da un'altra pattuglia. A quel punto il passer alla guida ha fatto scendere le 2 persone che trasportava, che si sono subito dileguate nel bosco, e ha proseguito la sua folle corsa fino a quando non ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un Audi che sopraggiungeva, scaraventandola in un dirupo e finendo poi in precario equilibrio ai margini di una scarpata. Non pago, il 22enne ha innescato una colluttazione con gli agenti intervenuti, tentando di rubare la pistola a uno di loro. Alla fine è stato arrestato, ma 4 degli agenti intervenuti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per ecchimosi e contusioni. È solo il più movimentato degli episodi legati ai controlli sul confine. La questura fa sapere che dal 21 ottobre scorso, giorno in cui il regime di Schengen tra i 2 paesi è stato sospeso, la polizia di frontiera ha arrestato 63 passeur, ovvero un trafficante ogni 3 giorni.
E alle 13 di oggi circa i Vigili del Fuoco di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina e la squadra speleo-alpineo fluviale del Comando per il soccorso a un escursionista infortunato sul sentiero che porta alla chiesetta di Santa Maria in Siaris in Val Rosandra nel comune di San Dorligo della Valle. I Vigili del Fuoco assieme al personale sanitario e ai volontari del CNSAS percorrendo l'impervio sentiero hanno raggiunto il giovane, un 17enne, che era ferito a un arto inferiore. Dopo averlo stabilizzato e sistemato nell'apposita barella, hanno richiesto l'intervento dell'elicottero sanitario che ha provveduto a verricellare l'infortunato e trasportarlo all'ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ennesima rissa in piazza Perugino questa notte, sul posto la polizia. Intanto cresce la preoccupazione per episodi simili anche in via Petronio. Vediamo. Ennesima rissa in piazza Perugino ieri sera attorno alle 22:30. L'intervento della polizia ha sedato gli animi, ma il problema, c'è da scommetterlo, si ripresenterà come sta avvenendo con eccessiva regolarità da qualche anno a questa parte. Per dire, lo scorso mese di episodi del genere documentati se ne sono verificati 3. Attorno alla zona gravitano gang di stranieri, nordafricani, colombiani e dell'est Europa. Spesso tutto ruota attorno ad un bar della zona e nella peggior parte dei casi i protagonisti sono ubriachi. Le notti d'estate è impossibile per i residenti tenere le finestre aperte, molti sono quelli che scelgono di non uscire di casa dopo una certa ora. D'altro canto, se dovessi muovermi però a una certa ora, ci metterei non 2 volte, anche 3. Andammo a vedere questa piazza illuminata, c'ho il gelato e tornavamo su a piedi. Posso adesso? No, c'è un disastro. C'è poi un'ulteriore fonte di preoccupazione per i residenti. Basta spostarsi in via Petronio. Anche là, probabilmente le stesse persone danno vita a episodi che preoccupano non poco. Ma del resto, la zona attenzionata da polizia e carabinieri di fatto arriva fino a piazza Garibaldi e Largo Barriera. Poi c'è una pattuglia dell'esercito che sta facendo delle vigilanze dinamiche che coprono piazza Goldoni, Largo Barriera, piazza Garibaldi. Abbiamo da ieri operativo un altro servizio da militare dell'esercito nella zona di piazza Libertà. Noi stiamo veramente, vi assicuro, facendo il massimo. E torniamo invece alla politica. Il PD regionale è pronto alla sfida delle prossime elezioni europee. Con il presidente Bonaccini, capolista nella circoscrizione, stamani al Caffè San Marco è stata anche presentata la candidata regionale Sara Vito. Vediamo. Siamo convintamente europeisti, a differenza della destra, di questa destra, che da un lato negli slogan la Lega mette più Italia, meno Europa. Pensatele come saranno contente le imprese del Friuli Venezia Giulia, 4ª regione per export pro capite, a sapere che serve meno Europa. Stefano Bonaccini a Trieste per l'avvio della campagna in vista dell'Europea ha incalzato il Partito Democratico a darsi da fare per contrastare i venti di destra e in riferimento alla candidatura di Sergio Berlato di Fratelli d'Italia ha aggiunto: Noi crediamo invece che bisogna investire sulla sanità pubblica, mentre il governo vuole favorire quella privata, mette come secondo dietro di lei, visto che lei rimarrà a fare la Presidente del Consiglio anche se eletta, un simpatico signore che dice che la pandemia è stata un'invenzione, che è una cosa veramente di cui vergognarsi, secondo me. L'intervento del presidente Bonaccini al Caffè San Marco, come in altri comuni della regione, era a sostegno della candidata del PD del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito, che ha tra l'altro definito inefficace la sospensione di Schengen in atto sui nostri confini. Questo è un governo che aveva detto porti chiusi, prima gli italiani, è finita la pacchia, e non abbiamo mai visto tanti arrivi di migranti. Io non do la colpa a loro, ci mancherebbe, sono mica come loro. Dopodiché però i comuni, i sindaci sono stati lasciati senza risorse e quindi non possono fare l'accoglienza diffusa, oppure sono stati completamente lasciati senza un euro per questo fenomeno dei cosiddetti. Nell'accogliere Bonaccini, la segretaria regionale Caterina Conti si è detta fiera della sua candidatura, per la quale il PD locale tanto si era speso, mentre la segretaria triestina Paglia ha sottolineato il ruolo importante della nostra città. Perché abbiamo davanti una destra nazionalista che nega i diritti delle persone, soprattutto dei più fragili, dei più soli,
gli immigrati, le donne. A Trieste siamo più che pronti e siamo consapevoli che con dei leader capaci e responsabili che conoscono il nostro territorio hanno la visione del ruolo che può avere Trieste all'interno dell'Europa come capitale europea. L'Italia ha chiesto di sospendere l'accordo di Schengen con la Slovenia per il rischio di terroristi infiltrati tra i profughi in arrivo dal Medio Oriente tramite questo paese. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo oggi al congresso della SVP a Merano. La città che vogliamo è il nome del raggruppamento di ben 11 comitati di Trieste che oggi in Largo Barriera hanno messo in campo un'iniziativa per farsi conoscere e chiedere alle istituzioni più partecipazione attiva nelle decisioni. Vediamo. Da San Giacomo con la battaglia per l'ex Pavana al coordinamento per salvare il Burlo, dall'opposizione all'Ovovia alla difesa del giardino di San Michele, 11 comitati in piazza a Trieste per far conoscere le rispettive richieste, raccogliere dai cittadini suggerimenti e adesioni e soprattutto per stimolare la partecipazione, per non dover più subire passivamente le scelte calate dall'alto. Questo è il senso della prima iniziativa pubblica della rete di comitati intitolata La città che vorrei, in Largo Barriera, dove questa mattina si è tenuta una lezione di Vid Tratnik, esperto in formazione e processi partecipativi. E faccio parte del comitato La qualità della via di via San Michele e abbiamo deciso di metterci in rete con gli altri comitati perché dopo anni di raccolte firme e riunioni di quartiere, fuori quartiere, insomma non siamo riusciti ad aprire un dialogo con il comune e questa cosa per noi è davvero triste. Vogliamo portare all'attenzione della cittadinanza ma anche della politica, di tutta la politica, che c'è un modo diverso, ci deve essere un modo diverso di amministrare la città, una città che sta vivendo delle profonde trasformazioni, che vogliamo un modello di città diverso e partecipato. Noi siamo molto preoccupati perché i consultori familiari sono tra i servizi di base più importanti per la salute delle donne, dei giovani, delle adolescenti, delle persone adulte, delle famiglie, delle coppie e quindi questa tendenza a chiudere i servizi, ad accorparli e a ridurre quindi l'offerta dei servizi alla cittadinanza e ad allontanarli dalla cittadinanza è un rischio molto grave, soprattutto per chi fa fatica ad avvicinarsi ai servizi. Abbiamo deciso di scendere sul territorio e istituire un numero piuttosto importante di banchetti in tutta la città, in tutti i rioni della città, in cui raccogliamo le opinioni, diciamo le criticità per quanto riguarda l'aspetto sanitario del territorio e cerchiamo di farlo anche in maniera abbastanza metodica e sottoponendo le persone ad un questionario molto semplice da cui daremo i risultati probabilmente tra qualche mese. Saranno 200 i volontari impegnati per la settimana sociale dei cattolici in Italia che si concluderà con la visita del Papa domenica 7 luglio in città e quel giorno il loro lavoro sarà essenziale. Vediamo. La Sala Teatrale di Santa Maria Maggiore ospiterà il prossimo 15 maggio una riunione per tutti i volontari che saranno d'aiuto nell'arco della settimana sociale dei cattolici in Italia, che si aprirà il 3 luglio in Piazza Unità con un intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che si concluderà il 7 luglio alla presenza del Papa. E come prevedibile sarà quella la giornata più complessa, concentrata fra il Centro Congressi e Piazza Unità, dove il Pontefice celebrerà la Santa Messa. Fra una decina di giorni, con tutta probabilità, il numero dei volontari sarà quello ottimale, 200 secondo la diocesi, che ha coinvolto le parrocchie, le associazioni e gli studenti. Al momento manca una decina di persone, considerando la quindicina in arrivo dall'Isontino e dall'Udinese. I volontari verranno impegnati nell'accoglienza dei delegati nelle piazze dove si terranno i numerosi eventi collaterali, ma anche al Generali Convention Center per controllare gli accessi e fornire supporti di vario genere. Logicamente domenica 7 luglio anche per loro sarà una giornata campale, non fosse altro perché è facile prevedere che sarà una giornata calda. Saranno distribuiti 15.000 bottiglie d'acqua e 10.000 cappellini e sarà possibile ottenere anche ombrelli parasole. Né per l'organizzazione sarà indifferente l'ospitalità. La CEI ha già opzionato 1 migliaio di posti letto da Muggia a Ronchi. A breve si verificherà se sarà necessario prevedere un numero maggiore. Domani la giornata dedicata alle corse della Trieste Spring Run. Ecco tutte le istruzioni per l'uso.
La Trieste che corre è pronta ad allacciare le scarpe da running. Domani, domenica 5 maggio, arriva il momento delle gare. Alle 9 parte da Duino la 21 km Spring Roller Marathon e alle 9.30 la mezza maratona con gli atleti di punta e le società podistiche del territorio. Alle 9.45 è previsto l'avvio dal bivio di Miramare della prima staffetta solidale con il nuovo format con 3 partecipanti. Alle 10 è in calendario la partenza della Bavisela Family Run, la gara non competitiva di 7 km in partenza dal bivio di Miramare fino a Piazza Unità. La Family, come da tradizione, sarà l'evento principale con i suoi oltre 6.000 partecipanti. Queste le istruzioni per l'uso per arrivare in partenza. Le strade sono completamente chiuse, quindi non c'è passaggio né a Barcola né in costiera, perciò vi portiamo noi a Miramare. Le navette partono dalle 7:30 alle 8:15 da Largo Santos, dalla stazione quindi centrale, per fare riferimento. Ottimo. Ovviamente ci vedrete perché saremo tutti quanti ben visibili e vi indicheremo la strada. 7:30, 8:15. Ci sono 7.000 persone da portare a Miramare, quindi come sempre chiediamo il vostro aiuto per avere un po' di tempo per portarvi in sicurezza tutti quanti a Miramare. Non vi annoierete a Miramare perché c'è la musica, ci sono gli speaker, ci sarà tanto da fare e soprattutto alle 9 parte la gara dei roller che sfrecceranno davanti a voi alle 9:10. Dalle 6 e verosimilmente fino alle 14 scatterà una serie di divieti naturalmente al traffico collegata allo svolgimento della Spring Run. Attenzione dunque al prossimo servizio per evitare di incapparvi. In occasione della Trieste Spring Run 2024, domani il traffico sulla strada costiera e sul tratto stradale compreso tra Viale Miramare e Roiano sarà sospeso dalle 6 del mattino a fine evento, stimato al massimo per le ore 14. Negli stessi orari, inoltre, verrà chiusa l'area di Porto Vecchio che sarà utilizzata come percorso per gli atleti in gara. Chiusi anche parte delle rive e lo svincolo autostradale in uscita a Duino in direzione Trieste. Riascoltiamo la mappa dei divieti illustrata dalla polizia locale durante il collegamento nel telegiornale delle 13:20. Per quello che riguarda Trieste, le rive saranno chiuse in entrambi i sensi di marcia dalla via Milano alla via Mercato Vecchio, quindi tutte le rive davanti a Piazza dell'Unità praticamente rimangono chiuse in entrambe le direzioni. Per quello che riguarda l'unica direttrice, diciamo così, percorribile è dalla stazione ferroviaria fino a Largo Roiano, sarà percorribile in entrambe le direzioni su un'unica corsia di marcia, comunque lì sarà percorribile. Poi tutto il lungomare di Barcola, chiaramente da Largo Roiano, tutto il lungomare di Barcola, la costiera, fino ad arrivare a San Giovanni di Duino e quindi Bivio Tre Noci, lì è tutto chiuso in entrambe le direzioni. Ovviamente c'è da ricordare che vengono chiuse anche tutte le strade più o meno piccole o grandi che danno sulla strada che viene chiusa, quindi verranno chiuse anche le laterali che danno sulla strada costiera e sul lungomare di Barcola. Ora ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, restate con noi. Una serie di iniziative per ricordare la figura di Gianni Bravo. Informest promuove seminari e borse di tesi sui temi cari allo storico presidente dell'ente. Informest, insieme all'amministrazione regionale, ha voluto valorizzare la figura di Gianni Bravo, primo presidente dell'ente e uno degli artefici della legge 19/1991 sulle aree di confine, con una serie di iniziative culturali indirizzate al territorio su vari temi: politiche europee, sviluppo locale e internazionalizzazione. L'iniziativa si compone di una serie di seminari su queste tematiche e borse di tesi indirizzate a premiare annualmente i lavori finali dei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato. Informest è per noi un braccio operativo essenziale non soltanto per la capitale europea della cultura, ma per tutto quello sviluppo e rafforzamento dei progetti europei che abbiamo saputo intercettare in questi anni, essendo anche da modello a livello europeo per tante altre realtà. La figura di Gianni Bravo è una figura della storia di questa regione che merita di essere conosciuta, e credo che l'iniziativa appunto di promuovere seminari e borse di studio in suo nome sia un'iniziativa azzeccata per far sentire i nostri giovani studenti
diventi parte di un sistema più grande che ha visto nei suoi padri fondatori degli elementi di grande spicco a livello non solo goriziano e non solo regionale, ma anche oltre i confini regionali. Si chiude domani al Miela la stagione di Note in caffè, il ciclo di spettacoli con protagonista Alessio Colautti nel segno della tradizione. Lo spettacolo in scena al Miela dalle 16:30. Sarà un vero e proprio aperitivo di quella che sarà poi la stagione operettistica estiva. Avrò con me sul palcoscenico Andrea Binetti, al pianoforte il maestro Corrado Gulin, e sfoglieremo come un album le pagine più famose sia dell'operetta del filone italiano ma anche dell'operetta ovviamente danubiana. Operetta che passione, domani alle 16:30 al Teatro Miela chiuderà la stagione 2023-2024 di Note in caffè, gli spettacoli di Alessio Colautti. Un appuntamento che fra l'altro farà un po' da ponte rispetto agli impegni estivi. E sarà anche una maniera di salutare il pubblico della rassegna invernale per poi dare appuntamento alla rassegna estiva con il Teatro in Giardino che comincerà da giugno con 3 giovedì, giugno, luglio e agosto. La stagione di Note in caffè è partita al solito in autunno, 2 sono le indicazioni che ne ha tratto l'artista triestino. Siamo finalmente tornati a regime con i numeri di pre-Covid, è stata dura ma insistendo si vede che la cosa porta i suoi frutti. Per quel che concerne il repertorio proposto, Colautti riflette su questo dato, del resto tipicamente locale. A Trieste si possono proporre in stagione titoli più disparati, più diversi, per i quali mi scapicollo a inventarmeli, ma le cose che poi attirano di più sono naturalmente l'operetta, la canzone triestina, cioè che sono piuttosto che la canzone viennese, sono dei must quasi. Vincere almeno una delle 2 gare sul campo di Torino è questo l'obiettivo chiave della Pallacanestro Trieste, che domani assaggerà l'atmosfera playoff per la prima volta all'ombra della Mole, in un percorso in cui potrebbe trovarsi anche sempre, in caso di passaggio del turno, a giocare con lo svantaggio del fattore campo. Vediamo. Inizia domani alle 18 al Pala Gianni Asti la serie di quarti di finale playoff di A2 fra Reale Mutua Torino e Pallacanestro Trieste. Gara 2 in programma martedì, sempre in Piemonte. Venerdì 10 maggio la prima partita al Pala Rubini. L'obiettivo dei ragazzi di coach Christian, reduci da un quinto posto in stagione regolare con un record di 18 vinte e 14 perse nel girone rosso, è quello di vincere almeno una delle 2 gare in trasferta per tentare poi, con l'effetto del pubblico di casa, di giocarsi il passaggio del turno sul parquet di Valmaura. Molto dipenderà dall'approccio alla prima palla 2 per capire se si tratterà di un confronto spumeggiante o di sofferenza. I biancorossi si presentano finalmente al completo dopo la rinfrancante vittoria esterna di Rieti e 2 settimane di allenamenti intensi in cui il coach americano sostiene di aver aggiunto degli schemi utili in chiave post-season. Dalla parte opposta l'esperienza dell'ex Franco Ciani in panchina, la qualità del triestino Schina in playmaking e giocatori di qualità come Kennedy, Thomas e il totem Cusin. I giallo-blu hanno ottenuto la terza piazza nel girone verde dopo aver chiuso la stagione regolare con un bilancio di 20 vittorie e 12 sconfitte, sfruttando in modo particolare il fattore campo, 12 vinte e 4 sconfitte in casa. La fase ad orologio non si è chiusa nel migliore dei modi, con diverse battute d'arresto anche a causa degli infortuni. Stando alle note ufficiali, Pepe e De Vico sarebbero pronti al rientro. L'unico precedente in stagione è quello del 22 marzo nella fase a orologio, in cui i biancorossi persero subendo 103 punti a Torino. È evidente che l'approccio difensivo domani dovrà essere diametralmente opposto. La partita sarà visibile su Tele4 lunedì alle 13:50. E parliamo ora della 31esima edizione del torneo di calcio giovanissimi, torneo Città di San Giusto. Vediamo. Il torneo Città di San Giusto, organizzato dalla società San Luigi, si conferma appuntamento di un certo livello quando si parla di calcio giovanile nel territorio giuliano e non solo. Inter, Juventus, Venezia, Udinese, Sturm Graz, Rijeka e Zelie, più i padroni di casa, daranno vita sabato 4 e domenica 5 maggio a un evento dedicato alla categoria giovanissimi che si preannuncia molto interessante. I professionisti giocano con l'annata 2011, mentre noi il 2010. Questo sono gli anni di massimo apprendimento per un calciatore, per un giovane calciatore. E in questo torneo ogni anno si vedono delle realtà, dei giocatori importantissimi. È una vetrina dove che io invito un po' tutti quelli che sono
amanti del calcio e che sono nel calcio, nei vari allenatori, a vedere, a seguire e a capire cosa stanno facendo queste società. Giunta alla 31esima edizione, il torneo di San Giusto, già Memorial Cocciani, vede proprio il San Luigi come campione in carica, avendo trionfato l'anno scorso contro l'Udinese. Il presidente Peruzzo guarda al settore giovanile, individuando tra i piccoli biancoverdi qualche giovane atleta di prospettiva. Stiamo lavorando per rientrare nell'ambito Juve, siamo abbastanza vicini. Quindi questo sarebbe per noi un grosso motivo di orgoglio e di rivalsa, no? Oltre a questo abbiamo dei ragazzi interessanti che sono seguiti dall'Inter in modo particolare, ma anche dalla Juve e dalla Fiorentina, quindi diciamo che è molto molto bene, oltre al fatto che domani andremo a fare la finale juniores a Risano per il titolo regionale, che l'abbiamo già vinto l'anno scorso, e poi facciamo le fasi finali allievi e fasi finali giovanissimi regionali, quindi direi che come settore siamo all'avanguardia. Torna oggi e domani anche il Pen Show, protagonista un oggetto di cui per fortuna nessun computer riuscirà a farci abbandonare il fascino. Allora vediamo subito il servizio di Umberto Bosazzi. Vuoi mettere il fascino di una penna, non necessariamente di valore? Non c'è programma di scrittura che possa sostituire quel leggero sfregolio sul foglio di carta, la possibilità di esprimersi con un linguaggio, quello della scrittura, che resterà sempre personale, a maggior ragione col passare degli anni e la maggiore libertà che si è andata affermando per quanto concerne le regole della calligrafia. La penna è al centro oggi e domani di un pen show organizzato alla Saraxenia da Enrico Lenna, titolare della Stilografica, un appuntamento che non è dedicato soltanto alle persone più anziane, come si potrebbe pensare. Sono infatti molti anche i giovani che dimostrano di amare uno strumento che in ogni caso nessun computer potrà soppiantare, alla faccia di quelli che pensano che il futuro sia soltanto digitale. Allora, si conclude qui il nostro telegiornale. Vi ricordo che domani l'appuntamento è come ogni domenica con l'edizione domenicale delle 13:20 e delle 19:30. Ci sarà per noi in conduzione il nostro appunto Umberto Bosazzi con le nostre notizie e i servizi. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata, buon proseguimento di sabato a tutti voi.